È almeno da giovedì che il coronavirus potrebbe essere in circolazione in altopiano di Asiago. Dalla squadra di hockey il Covid potrebbe essere arrivato in una seconda media e in 4 classi diverse di ragioneria, agraria, alberghiero e liceo sportivo. Studenti e professori sono già in quarantena per 2 settimane. E ancora una volta viene ribadito l'appello al rispetto delle norme. Credo che in questo momento sia fondamentale che tutta la comunità assuma dei comportamenti consapevoli. A casa ci sono anche i 17 alunni della scuola per l'infanzia di Rozzo. La maestra è la madre di uno dei giovani contagiati in ambito sportivo. Con lei in quarantena anche la cuoca, i bidelli e il personale amministrativo. Verrà fatto un primo tampone domani e al massimo mercoledì mattina gli ultimi, e poi verrà ripetuto il 7 o l'8 di ottobre, dove appunto a distanza prevista appunto dal protocollo ci sarà il secondo tampone, che è quello che poi speriamo bene ci liberi i bambini per tornare all'asilo, alla scuola dell'infanzia. Anche se non coinvolti direttamente dall'isolamento, aspettano l'esito anche i genitori, uno dei quali deve rimanere a casa. Chiaro che c'è preoccupazione perché la nostra è una comunità molto piccola, un paese piccolo, c'è anche un ristretto contatto tra i bambini dell'infanzia con i bambini della primaria o delle medie, perché poi c'è il fratello, la sorella, il cugino, giocano assieme, è chiaro, i nuclei familiari sono anche vicini, per cui siamo sicuramente un po' preoccupati perché dovessimo avere qualche caso positivo, poi questo potrebbe ripercuotersi in eventuali altre chiusure. In attesa degli esiti e senza cercare per forza dei colpevoli, resta necessaria una presa di coscienza collettiva. Atteggiamenti superficiali li rifiutiamo, perché deve esserci la consapevolezza che il coronavirus è ancora presente all'interno delle nostre comunità e che bisogna assumere un comportamento assolutamente prudenziale nei rapporti interpersonali.